Il rischio di cadere nella trappola di una truffa online è purtroppo ancora molto alto. La polizia postale mette in guardia sui 3 imbrogli più diffusi. Al primo posto c'è il phishing. Il malvivente tenta di ingannare la vittima fingendosi una banca o un ente affidabile per estorcere dati personali. Cliccando su quel link io vedo la pagina esattamente uguale a quella della banca. È ovvio che è una pagina mal formata, che sembra della banca ma non lo è, e nel momento in cui io vado ad inserire le mie credenziali d'accesso le ho appena fornite al criminale informatico che avrà accesso al mio conto corrente. Attenzione poi alle mail che arrivano dalla propria casella di posta, una minaccia alla sicurezza personale. Il truffatore fa intendere di essere molto bravo e pericoloso e di conoscere i segreti della vittima. Lì dentro poi c'è la richiesta di riscatto, oppure c'è un link e quindi io induco chi riceve quella mail a premere quel link per aumentare l'azione della mia aggressione. La richiesta sarà quella di denaro per interrompere la mia aggressione. Terzo, c'è il caso della mail che arriva dall'amico in difficoltà. Questo accade perché il criminale informatico è riuscito a carpire la password di una delle due persone, ma non c'è nessuno veramente in pericolo. L'unico modo che abbiamo per salvarci è fare una telefonata all'amico. Ovviamente non possiamo usare la mail perché è compromessa, lo contatteremo con un messaggio chiedendo: ma è vero che sei in difficoltà? E vedrete che risponderà l'amico dicendo: no, non mi hanno rubato il portafoglio, non mi hanno rubato il telefono, e quindi bisogna essere sempre con gli occhi aperti. I consigli della polizia sono: mai inviare soldi, mai cedere alle estorsioni, mai aprire link dubbi, denunciare sempre. Per tutte le informazioni c'è il sito della Questura e i social. Piuttosto che non piattaforme e app quali YouPol, che è un'app che permette, appunto, se scaricata, di essere sempre in contatto con noi. Ovviamente poi ci sono i canali tradizionali, quindi il numero unico d'emergenza al 112, piuttosto che non il sito istituzionale www.poliziadistato.it.